Dal gennaio di quest'anno sono stati registrati in Veneto 9 casi di meningite da meningococco legati a diverse cause, oltre al meningococco, pneumococco ed herpes virus, a quanto afferma la Direzione Prevenzione della Regione Veneto. Nell'ultima settimana 3 nuovi casi sono stati segnalati in giovani fino ai 17 anni nelle province di Padova, Belluno e Vicenza, casi non collegati tra di loro e causati da agenti patogeni differenti. Tra i casi si segnala il decesso di una bambina di 5 mesi a Padova a causa di una meningite da pneumococco, mentre un ragazzo di 17 anni a Belluno ha contratto la meningite da meningococco e le sue condizioni sono ora in miglioramento. Le 2 ULSS coinvolte hanno implementato tutte le azioni di sanità pubbliche previste. A livello regionale si è osservata una lieve crescita di meningiti da meningococco, soprattutto di tipo B, tra il 2022 e il 2023. La Direzione Prevenzione sottolinea che esistono vaccini disponibili per proteggersi da pneumococco e meningococco, con offerte gratuite in Veneto per neonati e adolescenti, secondo il Piano Nazionale Vaccinale. Tuttavia, la percentuale di genitori che non aderiscono alla vaccinazione è del 6% contro il pneumococco e del 9% contro il meningococco. La vaccinazione contro il meningococco di tipo ACWY è offerta gratuitamente agli adolescenti di 14 anni, ma purtroppo il 22% dei ragazzi non si vaccina. Dato il recente aumento di casi di meningococco B tra gli adolescenti, la Regione Veneto ha implementato un piano straordinario vaccinale, incluso il vaccino per il meningococco B per i nuovi 14enni e l'offerta gratuita richiesta per tutti gli adolescenti e giovani adulti nati dal 1997 al 2010. Gli esperti della Direzione Prevenzione ribadiscono che la vaccinazione rimane uno degli strumenti più importanti per prevenire il rischio e tutelare la salute, raccomandando la vaccinazione anche per gli adulti con fattori di rischio o condizioni particolari. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante o al servizio igiene e sanità pubblica della propria USL. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.